sarà una persona di mia fiducia a leggervi queste poche righe. Innanzitutto voglio ringraziarvi per l'impegno che vi siete assunti di tornare a parlare di Alberto. Per chi non conosce la vicenda racconterò brevemente i fatti. Mio figlio Alberto era arrivato da pochi giorni in Venezuela per lavorare come cooperante per una ONG e il 15 novembre del 24, mentre si recava in missione a Guasdualito, è stato fermato e imprigionato senza che ci siano mai state comunicate accuse formali. È ancora in prigione da 13 mesi, 393 giorni. Per me e per la mia famiglia questa situazione è insostenibile. Viviamo con un dolore che ci lacera l'anima. Non potendo rassegnarci alla scadenza dell'anno di prigionia di Alberto, dopo parecchi eventi programmati per tenere desta l'attenzione, il 15 novembre scorso a Milano, all'anno esatto dall'arresto, con la nostra legale Alessandra Ballerini, abbiamo richiamato la stampa e le reti TV, con la collaborazione dell'Associazione Articolo 21 del Comune di Milano, di intellettuali e giornalisti e degli amici, che sono molti e sparsi un po' per il mondo, e abbiamo espresso la nostra frustrazione. Dopo 13 mesi dalla carcerazione dobbiamo fare in modo che tutti i giornali e le reti televisive ne parlino e non dobbiamo permettere che la carcerazione di mio figlio venga giudicata una faccenda che riguarda solo la sua famiglia. Dobbiamo coinvolgere tutti gli italiani affinché si uniscano alla nostra battaglia per la sua liberazione, perché Alberto è diventato un po' il figlio di tutti. Io non mi do pace, mio marito non sta bene ma mi sostiene in questa battaglia. In questi 13 mesi di prigionia ad Alberto è stata negata la vita e io continuo, e non mi fermerò, a sollecitare un intervento incisivo per la sua liberazione e a protestare. Mi chiedo, e molti altri lo chiedono, perché non si è colta l'occasione della stretta di mano del nostro presidente Mattarella con la ministra dell'istruzione venezuelana nell'ottobre scorso a Roma, perché quella era proprio l'occasione da cogliere e proseguire nel dialogo con il Venezuela. A mio figlio io penso giorno e notte. C'è chi con leggerezza afferma, per tentare di tranquillizzarci, che prima o poi lo rilasceranno. Ma se fosse successo a un loro figlio, come avrebbero agito? E quando nasce un nuovo giorno, quali saranno i pensieri di Alberto? Io come madre li immagino. Non sono sufficienti questi 13 mesi di prigionia? Quanto dovrò rimanere ancora fra le sbarre? Perché non mi vengono a liberare? Alla seconda visita dell'ambasciatore, avvenuta 20 giorni fa, Alberto è apparso più attento e vigile, ma io non mi posso accontentare di questa notizia, conoscendo le condizioni terribili del carcere El Rodeo 1. Io ricordo che il governo svizzero si è recato a Caracas a riprendersi il suo prigioniero e più recentemente anche la Francia è riuscita ad intervenire per liberare il ragazzo francese dopo 5 mesi di prigionia. E ora che si avvicina il Natale ci viene spontanea questa riflessione. Alberto dovrà trascorrere un secondo Natale rinchiuso in cella? Vi ringrazio per la vostra partecipazione, sappiate che io sono con voi, con la mente e il cuore, e torno a ripetere, non dobbiamo arrenderci. Alberto deve tornare a casa. Grazie signora Grande. Adesso chiederei a Beppe di introdurre